Padova, 22enne del Gambia inneggia all'ISIS, urla Allah Akbar, vi uccideremo tutti, poi aggredisce gli agenti, arrestato a Venezia, borseggiatrice in Vaporetto grida sono terrorista ed è panico. Vaccini obbligatori a scuola, 10 giorni per l'autocertificazione, ma il governatore Luca Zaia conferma, chiederemo una sospensiva alla Corte Costituzionale, i nostri uffici sono già al lavoro. Da arte e cultura segnali importanti di ripresa per il nostro paese, così Mattarella in visita alla Biennale. Mattatore assoluto oggi il regista Del Toro che si candida al Leone. Scarcerato dopo 2 giorni il 18enne pirata che ha travolto e ucciso un turista sloveno Eraclea. Torna libero ma le analisi parlano chiaro, era ubriaco e drogato. Tête a tête a Spresiano per risolvere la piaga prostituzione lungo la Pontebana. Il sindaco lancia ora la provocazione, assemblea con cittadini e lucciole. Allerta meteo per le prossime ore, sul Veneto è in arrivo un brusco temporale e un forte calo delle temperature, weekend di maltempo per il saluto dell'estate. Non solo la trevigiana Linda Pani e la veneziana Nabardi, alla finale di Miss Italia a Jesolo c'è anche una terza veneta, la velunese Laura Coden che corre però con la fascia di Miss Romagna. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito 2 episodi di grande paura nelle ultime ore. Il primo che vi raccontiamo è quello di Padova, ai Giardini dell'Arena, a pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni, quando un giovane straniero controllato dagli agenti di polizia che sono stati poi aggrediti ha urlato all'Akbar, pare abbia inneggiato anche alle stragi di Barcellona e quindi poi è stato arrestato. Ha lasciato cadere a terra il Corano e si è scagliato contro i poliziotti gridando Allah è grande. Tensione ai Giardini dell'Arena di Padova, a 2 passi dalla Cappella degli Scrovegni. 2 poliziotti a piedi, impegnati in un normale controllo in uno dei parchi a rischio degrado della città, si sono avvicinati ad un giovane seduto su una panchina che aveva in mano un Corano. Alla vista degli agenti l'uomo ha reagito aggredendoli, sferrando calci e pugni e gridando appunto Allah è grande. I poliziotti hanno subito immobilizzato lo straniero che ha rincarato la dose. Giusto fare l'attentato a Barcellona, siete infedeli, vi uccideremo, sembra abbia gridato. È scattato così l'arresto per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e la denuncia per istigazione a terrorismo. Gli agenti, dopo averlo portato in questura, si sono recati al pronto soccorso per farsi medicare, mentre l'uomo è risultato poi essere un 22enne del Gambia, in Italia con richiesta di asilo e senza fissa dimora. Processato per direttissima, ha ricevuto anche il divieto del questore a tornare in Veneto. E poi il panico ieri sera a bordo di un vaporetto della linea 1 a Venezia, quando una 20enne ha urlato sono una terrorista. Pensava così di sfuggire al controllo del biglietto che ovviamente non aveva acquistato, ma urlare nel bel mezzo di un vaporetto affollato sono una terrorista non è stata di certo una mossa geniale, sicuramente però molto pericolosa per l'effetto panico che ha scatenato e persino per la propria incolumità, considerato il periodo di grande tensione internazionale e delle eccezionali misure di sicurezza a Venezia in questi giorni. Protagonista una 20enne bosniaca già nota in città come borseggiatrice. Ieri sera su un battello della linea 1 ha gridato a squarciagola sono una terrorista per evitare la multa e così ha rimediato una denuncia. Il personale a CTV infatti ha subito chiesto l'intervento del 112 che ha portato in caserma la giovane per identificarla. Molto conosciuta, la 20enne proviene da un campo nomadi di Roma e si era già distinta per numerosi borseggi, denunciata ora anche per procurato allarme. Prima di vedere le ultime immagini invece di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, prima della sua ripartenza da Venezia, diamo uno sguardo alla mostra del cinema blindatissima, entrata ormai nel vivo da ieri sera, blindata tra blocchi di cemento e controlli a ogni angolo per garantire la sicurezza. La mostra più blindata di sempre. Venezia 74 inizia in un clima di festa ma sotto stretta sorveglianza. Inaugurazione mercoledì alle 19 in punto con l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella che saluta con la mano, mentre in cielo sopra il Lido di Venezia si aggira l'elicottero e gli uomini della Digos con i nuovi speciali telefonini catturano i volti sospetti mandando le immagini in tempo reale alla centrale operativa. Controlli serrati dunque come preannunciato per garantire la massima sicurezza durante la kermesse.
Kermesse. Le barriere antisfondamento ai varchi della cittadella del cinema ci sono, e così i cubi di cemento che sembrano panchine dove sedersi, invece fanno da protezione agli ospiti della mostra e ai numerosi fan posizionati davanti ai red carpet dalle prime ore del mattino per vedere i loro idoli e magari strappare un autografo o una foto. Venezia 74 è una delle mostre più blindate, ma quasi senza darlo a vedere. La paura non deve dominarci, avevano detto alcuni giorni fa il sindaco Brugnaro e il presidente della Biennale Baratta, e così sembra essere tra chi assiste alla Kermesse. Ho visto molta forza pubblica e ritengo che mi sento protetto, ecco, questa è la sensazione che ho. Non hanno dato molta visibilità alle persone che vengono qui per vedere gli attori, mi spiace perché tra le barriere e i fiori non si vede molto. Non è invece particolarmente blindata per Renato Brunetta, anche lui ospite all'inaugurazione. Non la vedo molto blindata, come sempre, sicurezza. La sicurezza è la garanzia della libertà di tutti. L'Italia è, incrociando le dita, finora l'unico paese che ha resistito al terrorismo nonostante le invasioni, e speriamo di poter mantenere alta la guardia, e quindi ringraziamo le forze di polizia naturalmente. E dopo il red carpet, l'ingresso del governatore veneto Zaia, del presidente della Biennale Baratta, il sindaco Brugnaro, attori, giurati, rappresentanti politici e della giunta comunale, si apre ufficialmente la 74esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e il film con Matt Damon, altro protagonista della serata, può iniziare. Così appunto anche nella serata di ieri, poi la 2 giorni del presidente Mattarella, che proprio dalla Biennale questa mattina ha detto che da arte e cultura si vedono i segnali di ripresa del nostro paese. Visita alla Biennale d'arte per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo aver partecipato alla serata inaugurale della Mostra del Cinema non ha voluto lasciare la città prima di passare per l'Arsenale. Accolto dal Presidente della Biennale Paolo Baratta, dai ministri Dario Franceschini e Piercarlo Padoan, dal Governatore veneto Luca Zaia e dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, Mattarella è sbarcato davanti al Museo Navale per poi trascorrere un paio d'ore tra i padiglioni dell'esposizione. L'Italia è composta da tanti versanti e sono tutti confortanti, ha commentato. Arte e cultura sono elementi connaturati al nostro paese, sottolinearlo è importante. L'Italia è un paese che ha una quantità di profili e di aspetti straordinariamente dinamici e positivi, molto più di quanto non si pensa abitualmente, che vanno dall'arte alla cultura, all'economia, alla vita sociale. Il Presidente ha visitato in forma privata le opere esposte alle corderie dell'Arsenale, per poi passare al padiglione Italia e concludere il suo itinerario nello spazio workshop dedicato ai bambini che muovono i primi passi nel mondo della pittura grazie alla guida di esperti insegnanti. Concludere questa visita con i bambini che stanno esprimendo la loro capacità artistica, che è sempre elevata, è simbolicamente molto importante, è uno dei grandi elementi, tanti elementi di questo grande impegno della Biennale, questo con i bambini e gli studenti. E poi proprio da Venezia l'ultima presa di posizione del governatore Luca Zaia sul fronte dei vaccini. Dice e annuncia la richiesta di sospensiva alla Corte Costituzionale. I genitori devono destreggiarsi tra documenti e tempi stretti. Sentiamolo. Pensiamo che ci siano dei varchi nella legge che ci permettono di fare dei ragionamenti e di non essere così coercitivi. Oggi la legge vista senza approfondimenti dice chiaramente che se un bimbo non è vaccinato non può essere iscritto alle scuole dell'infanzia. Noi pensiamo che ci possano essere degli spazi per fare dei ragionamenti. La Regione Veneto va avanti per la sua strada contro la legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni. Il governatore Zaia, nell'annunciare la richiesta di sospensiva davanti alla Corte Costituzionale, ricorda come la sua sia l'unica regione ad aver presentato ricorso, ma si spinge oltre, spiegando di aver incaricato i suoi uffici di effettuare approfondimenti tecnico-giuridici per poter emanare già nei prossimi giorni un provvedimento che interpreti la legge in modo da essere meno coercitivi. Intanto mancano 2 settimane alla prima campanella e per i genitori è una corsa contro il tempo. Da una parte coloro che devono far vaccinare i propri figli, dall'altra le famiglie che hanno già provveduto e che ora devono presentare la documentazione richiesta. La Regione ha inviato alle scuole già da tempo l'indicazione di mandare ai servizi di igiene pubblica un elenco dei bambini iscritti.
Adesso sta prendendo un software che ci consente di legare questi elenchi con gli elenchi vaccinali. Dati incrociati dunque che faciliteranno il lavoro di presidi e genitori. Discorso diverso per chi non è stato ancora vaccinato. Nel caso non sia possibile sottoporre il bambino alla profilassi, il genitore dovrà presentare certificato medico. Chi invece è in attesa di vaccinazione Possono essere iscritti solo se, consegnando la richiesta formale di vaccinazione a noi. E poi sempre dal governatore Zaia oggi una dichiarazione di quelle che pesano in tema di sanità. L'ipotesi ora, ed è una novità assoluta, è che il nuovo ospedale di Padova non si faccia più nella città del Santo, ma in un'altra città. Vedo che sul nuovo ospedale di Padova continua il dibattito e mi spiace che il sindaco Giordani, che tra parentesi non ho mai incontrato, rimanga sulle sue posizioni, dice Zaia, secondo cui quella di utilizzare l'area di Padova Est è una scelta tecnica e non politica, frutto di anni di valutazioni, di studi e di analisi fatte dai consulenti della Regione e dell'università. Rivedere oggi tutta la progettualità e proporre la soluzione del nuovo sul vecchio, che i tecnici hanno vagliato, definendola improponibile, secondo Zaia significherebbe mettere in discussione tutto quello che i tecnici hanno fatto sin qui e si aprirebbero, conclude, diversi fronti, dal danno erariale alla presa in considerazione di varie soluzioni, compresa quella di uscire, ed ecco qui, dalla città di Padova per portare a termine il progetto dunque altrove. La cronaca adesso, scarcerato a 48 ore dall'arresto il 18enne pirata della strada che all'alba di martedì, sapete, ha travolto e ucciso un turista sloveno a Eraclea. Intanto le analisi confermano il giovane era sotto l'effetto di alcol e droga. 48 ore in carcere evidentemente possono bastare per ora per il 18enne che martedì all'alba ha travolto e ucciso il turista sloveno lungo il cavalcavia di Via Colombo a Eraclea. Alberto Cian è tornato in libertà dopo la decisione del GIP di Venezia Davide Calabria, che questa mattina non ha convalidato il fermo, stabilendo però l'obbligo di firma. Ancora non è chiaro il perché di questa decisione, che stride con la richiesta del PM e ieri sperava nella permanenza in carcere del giovane pirata. 2 notti in cella per lui, che è esploso in un pianto liberatorio quando i genitori, dopo averlo visto rientrare in casa all'alba con la Opel Corsa danneggiata, non si sono fidati del suo racconto. Insospettiti hanno percorso a ritroso il tragitto appena fatto dal figlio, scoprendo la gravità di quanto avvenuto. E così lo hanno denunciato ai carabinieri già sul posto. Ho sentito di aver urtato qualcosa, ma non ricordo altro, l'unica frase che il giovane avrebbe pronunciato poi davanti agli investigatori, prima di scoppiare in un lungo pianto e finire in carcere a Venezia. Mentre la madre veniva colta da malore. Ora tornerà a casa in attesa del prosieguo dell'inchiesta. A quanto risulta il giovane era sotto l'effetto di alcol e cannabinoidi, come evidenziano gli esami eseguiti all'ospedale di San Donà di Piave. Egon Case, il fotografo 75enne travolto mentre era in bici, si trovava ad Una Verde in vacanza con la famiglia. Amante di questa zona, era ormai un abitué e all'alba di martedì aveva scelto di tenersi in forma con un giro in bicicletta come spesso faceva. È stata la sorella del 18enne a chiedere scusa a nome di tutta la famiglia. Forse Alberto è tornato a casa per lo shock o magari per un'amnesia, ha detto. Siamo dispiaciuti, speriamo possano trovare pace. Ora le previsioni per le prossime ore, perché è previsto un nubifragio su tutto il Veneto, un'annunciata rottura del bel tempo estivo e del caldo che sta per arrivare anche nella nostra regione. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall'ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme in alcuni bacini del territorio e lo stato di attenzione in altri. Lo scenario è la possibile criticità idrogeologica dovuta principalmente a temporali anche forti che potrebbero verificarsi dalla serata di oggi, 31 agosto, alla tarda mattinata di domenica 3 settembre, quindi per tutto il weekend. Forti temporali, dicevamo, un brusco calo delle temperature. Adesso a Padova invece, perché è giallo sul ritrovamento del corpo di una donna. È giallo a Padova sul ritrovamento di un cadavere nella notte. I carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti infatti in un condominio a 3 piani di via Turazza, nel quartiere Stanga, dopo che un residente aveva segnalato forti odori provenire da un appartamento. Le forze dell'ordine, quando hanno sfondato la porta per entrare, hanno trovato a terra il cadavere di una donna di 37 anni in avanzato stato di decomposizione. A quel punto è stato chiamato anche il medico legale, arrivato sul posto per cercare di accertare le cause del decesso. Il figlio della donna, tra l'altro, non aveva notizie della madre da alcuni giorni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più probabile è quella della morte per cause naturali.
Incidente in montagna, precipita con il paracadute sui ghiaioni delle Tre Cime di Lavaredo. Stamani la centrale del SUEM è stata allertata al 118 di Bolzano da diversi testimoni che avevano assistito alla caduta di un base jumper sui ghiaioni ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Subito è decollato l'elicottero da Pieve di Cadore che ha sbarcato in overing nelle vicinanze il tecnico dell'elisoccorso, un medico e infermiere. L'uomo, un 42enne russo, era cosciente ma con gravi traumi. Dovrebbe essere saltato proprio dalla cima grande per aprire il paracadute, ma non è riuscito ad atterrare come dovuto, precipitando sotto il sentiero. Imbarellato, è stato recuperato con qualche metro di verricello e portato d'urgenza all'ospedale di Bolzano. Torniamo a Venezia adesso. Nonostante gli sforzi degli ultimi tempi, il cambio sul fronte del regolamento di polizia locale, inasprendo molte multe, non hanno fine gli episodi di degrado. Scene di ordinario degrado a Venezia. L'ultimo episodio è stato pubblicato nella pagina Facebook Venezia non è Disneyland. Nel video si vedono un gruppo di ragazzi con chitarre e cani al seguito esibirsi in un concerto improvvisato sotto i portici di Palazzo Ducale, in piazza San Marco. Tra loro uno praticamente nudo, coperto solamente da un pareo, chiede spiccioli ai passanti. È rimasto lì per un'ora e nessuno ha fatto nulla, hanno detto alcune persone che hanno assistito alla scena. Nessuno tra carabinieri, polizia, vigili urbani e altre forze dell'ordine che dovrebbero presidiare l'area centrale della città è intervenuto, continua un testimone. L'ennesima estate di un turismo cafone e senza rispetto, nonostante la campagna avviata dal comune per rispettare Venezia. Non sembra certo scozzese. Intanto vediamo che cosa dice il ministro Franceschini, che era a Venezia in queste ore. Una soluzione, a parte il turismo, sulle grandi navi in particolar modo pare che stia arrivando, lo conferma, e sarebbe favorevole al numero chiuso per alcune zone di Venezia. Premesso che è bene parlare di come gestire la crescita piuttosto che di come gestire una crisi, gestire la crescita significa sapere che nel nostro paese nei prossimi anni arriveranno sempre più milioni di turisti internazionali e quindi dobbiamo puntare su un turismo di eccellenza che viene in Italia a portare ricchezza, a rispettare la bellezza e la fragilità dei nostri luoghi d'arte, a moltiplicare gli attrattori di turismo internazionale, e dove invece ci sono già problemi di sovraffollamento introdurre anche con le nuove tecnologie dei criteri di controllo. Piazza San Marco o la Fontana di Trevi o Ponte Vecchio non possono sopportare un numero indefinito di persone, 1000 o 100.000, c'è un numero massimo oltre il quale diventa rischioso per la sicurezza e per la fragilità dei luoghi dell'arte, quindi senza fare città a pagamento, che sarebbero comunque sbagliate, io non lo condivido, bisogna immaginare un criterio di regolazione dei flussi, e su questo c'è un tavolo nazionale con i sindaci delle grandi città, i comuni delle grandi città e il Ministero. Vittima di sbagliati comportamenti di turisti anche Padova, la fontana di Piazza delle Erbe. Lei è di Padova? Sì. La sa che i cani non possono entrare nella fontana? Sì. Assalto alla fontana di Piazza delle Erbe, e questa volta il caldo non c'entra. Ha fatto discutere la foto postata da un quotidiano locale che ritraeva una coppia di turisti camminare e bagnarsi nella storica fontana, ma basta passare nemmeno mezz'ora all'ora di punta nei pressi di quella zona per assistere a scene di questo tipo. E poi lo dicono tutti, raccontando le incursioni alla fontana come una sorta di indolente buona pratica di turisti e qualche commerciante. Lei li vede spesso? Qualcuno sempre, e noi i cristiani, anche i cani. Quindi non è una novità? No, non è una novità. È capitato che entrassero turisti a piedi scalzi, così, ad addirittura da fare il bagno, no, questo mi mancava. Ci sono tanti turisti che non hanno molto rispetto per quello che è la zona di Padova. Tanti. Quindi quando vede le notizie su Venezia lei pensa anche a Padova? Eh sì. Vedo anche tanti stranieri che lavano la frutta, quindi non sanno che non è acqua potabile, quindi dovrebbe essere anche informata la gente
passeggio dei cani, passano i cani, si lavano i cani, passano i bambini, possono prendere malattie, quindi anche un cartello scritto. Ben più preoccupante e pesante. Per molti di loro invece lo spettacolo che si trovano davanti ogni giovedì mattina all'apertura dei banchi, con i resti di una serata universitaria ancora disseminati a terra. Quando arriviamo qua alle 4:30, 5, ci sono bicchieri, che sono studenti universitari che si trovano e gli spazzini naturalmente non passano prima di quell'ora, e noi dobbiamo pulire per aprire il banco. Troppi scioperi e rifiuto degli straordinari, e così lo stabilimento Electrolux di Susegana sarebbe a rischio chiusura, si sposta altrove la produzione, così almeno fa sapere l'azienda in una nota. I sindacati non ci stanno, dicono no alle minacce. Per i lavoratori di Electrolux la nota dei vertici della società ha tutto il sapore di un ultimatum, poche righe nelle quali si fa presente come gli scioperi e il rifiuto agli straordinari il sabato abbiano causato una grave perdita di volumi nei soli mesi di luglio e agosto, tradotto in un ritardo della produzione di 15.000 frigo sugli 820.000 previsti per il 2017. Secondo i dirigenti questo, insieme al rischio di perdere altri volumi nei prossimi mesi, sta mettendo seriamente a rischio l'affidabilità e la credibilità dello stabilimento, ma ancor di più, conclude la nota, sta minacciando la sostenibilità e il futuro della fabbrica. Insomma, tra le righe si può supporre che se la situazione non dovesse cambiare, lo stabilimento di Susegana potrebbe essere a rischio, con lo spettro all'orizzonte di uno spostamento della produzione all'estero. Il sindacato però non ci sta e puntualizza subito alcuni aspetti. È difficile avere buoni rapporti quando una RSU è stata licenziata proprio dall'azienda. È chiaro che questo pesa pesantemente sul clima delle trattative e delle discussioni sindacali. Chiaro il riferimento alla vicenda di Agustin Breda, ma Vendrame va oltre chiedendo all'azienda un piano strategico futuro. Altra questione è che l'azienda deve incominciare a chiarire alcuni nodi strategici rispetto al futuro, dalle condizioni di lavoro alle prospettive dello stesso sito di Susegana. C'è poi l'aspetto contrattuale. Da un lato si applicano i contratti sulla diretà, dall'altro c'è la richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori. È per questo che anche rispetto alla scadenza dei contratti sulla diretà stessi sarebbe necessario fare un po' di chiarezza rispetto alle prospettive. Tutte basi, queste fondamentali secondo la CGIL per avviare un dialogo che affronti una questione complessa. Se appunto l'azienda è in grado di fare chiarezza su alcuni punti strategici, per noi come sindacato andare dai lavoratori e chiarire alcuni aspetti rispetto anche al nostro agire sindacale sia la cosa migliore. E sulla vicenda interviene anche il senatore di Articolo 1 Francesco Campanella, che chiede al ministro Poletti di intervenire magari attraverso una mediazione che permetta di stabilire un dialogo costruttivo tra lavoratori e azienda. Ora a Spresiano, in provincia di Treviso, sempre perché c'è l'annoso problema della prostituzione lungo la Pontebana, e al sindaco della Pietra è venuta un'idea originale, un'assemblea, un tête-à-tête, forse è il caso di dirlo, diciamo, convocando però da una parte le lucciole e dall'altra i residenti esasperati. Il mestiere più vecchio del mondo. E su questo non ci piove, le lucciole hanno imperversato, imperversano e continuano ad imperversare. Dici Pontebana e dici prostituzione, dici Spresiano e dici esasperazione da troppo tempo. Il sindaco le ha provate tutte e adesso ha deciso di tentare l'ultima carta. Appunto volevamo trovarci tra forze dell'ordine, amministrazione e prostitute per insomma arrivare ad una conclusione. Chiaramente i residenti, chi vuol venire può venire, ci mancherebbe altro. Così insomma ci siamo tutti, perché spesso si parla tra residenti ed amministrazione, si trovano anche possibili soluzioni, ma poi alla fine non si riescono a mettere in atto. Convocazione delle parti sociali per risolvere la situazione, discutere di una eventuale zonizzazione del Meretricio, ad esempio, spostando in zone lontane del centro le lucciole, come accade altrove. Perché non è solo questione di sicurezza, dice il primo cittadino, ma anche di decoro. Serve un accordo, e allora perché non farlo con un faccia a faccia tra tutti? Data ancora da stabilire, è chiaro, sarà complicato convocare le prostitute e non è detto che non si risolva in un buco nell'acqua, ma il sasso è lanciato. In paese alcuni sembrano raccoglierlo, altri no. Potrebbe essere anche una cosa, diciamo, favorevole. Va bene. Lei ci andrebbe a questa riunione se per caso c'è Se per caso. Sì, ma bisogna avere il suo tempo. Caro Marco, cioè, ci andrei però a trattare con certa gente, non con niente in contrario, ma anche se possiamo trovare un accordo sono sicuro che comunque un'ora dopo, un giorno dopo non lo rispettano, cioè non mi sembra che questa sia la strada giusta. Secondo me sì. E anche perché effettivamente l'unica cosa sarebbe riuscire a trovare
un qualcosa di chiuso, cioè quindi che ci fossero delle case chiuse, perché sì, tanto se ce ne sono tante vuol dire che c'è sia tanta gente che comunque va lo stesso. La cosa più bella sarebbe ritornare ai tempi come in Germania e in altri stati d'Europa e del mondo, fare le case chiuse e là è chiuso. Il problema, immagino. Sono 3 e non 2 le bellissime che partecipano a Miss Italia, parliamo delle venete, quindi una trevigiana, una veneziana e ora scopriamo che c'è anche una bellunese, ma si presenta con la fascia di Miss Romagna. 2 finaliste venete? No, avete fatto male i conti. Sono 3 le bellezze della nostra regione pronte a contendersi lo scettro di Miss Italia, perché a fianco della trevigiana di Mogliano Linda Pani e la veneziana di Spinea Anna Bardi, un posto fra le magnifiche 30 finaliste l'ha agguantato pure Laura Coden, splendida 19enne di Feltre. Con un particolare però non da poco, difenderà i colori di un'altra regione. Alla battaglia finale del 9 settembre al Pala Arrex infatti arriva con la fascia di Miss Romagna. Tradimento? No, per niente, semplice opportunità. Vive a Ferrare per motivi di studio, per cui le è stato più semplice gareggiare sfruttando la vicinanza del territorio che l'ha adottata. 1,71 m, occhi verdi e capelli castani, diplomata al liceo linguistico, vorrebbe lavorare come personal trainer in una palestra, adora le poesie e le visite ai musei. I suoi fan più accaniti sono i genitori, entrambi insegnanti, che l'hanno spronata a partecipare a Miss Italia. Lei ci ha provato ed è andata più che bene. Insieme alle altre 29 in questi giorni si prepara al gran finale del 9 settembre e poco importa se la fascia recita un nome che non è quello della sua regione, una bellezza veneta resta pur sempre una bellezza veneta. Ora queste immagini, uno Zaia così forse non l'avevamo mai visto, in questi anni lo abbiamo seguito al volante di ogni tipo di trattore, a vendemmiare, accendere i fuochi dei panevin, cucinare castagne e mescere calici di prosecco, lo vedete sempre in prima fila. Ora la versione pizzaiolo del governatore che ancora mancava, eccolo ieri sera in giacca e cravatta dopo il gala della mostra del cinema nel locale di fronte al Palazzo del Casino. Luca Zaia è andato a mangiare in una pizzeria, invece di aspettare la pizza, avete visto, se l'è cucinata da solo per sé e i suoi collaboratori, il video poi postato attraverso i social network dello stesso governatore. Lavoro non semplice anche per esperienza. Si parla di cinema questa sera a 20:10, i film favoriti e le polemiche di questa 74esima mostra del cinema. In studio i docenti universitari Giorgio Tinazzi e Denis Brotto dell'Ateneo di Padova, quindi a 20:10 questa sera. Vi ricordo adesso la possibilità di segnalare problemi, trovare insieme a noi una soluzione a una questione per la quale magari nessuno vi dà ascolto. Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, mandate un sms al 351 17 55 340. Bene, è tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Con l'arrivo del mese di settembre giunge anche il ciclone Poppea che porterà tempo fortemente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio e distribuiti in modo irregolare. Ci sarà anche un crollo termico con temperature massime che saranno comprese tra i 21 e i 29 gradi, valori notturni attesi sui 17-21 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti, specie sui settori montuosi. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere in calo, previste tra i 23 e i 25 gradi, minime sui 19-21 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, maltempo diffuso anche qui con rovesci e temporali possibili su tutto il territorio e possibili anche locali grandinate. Crollo termico di circa 10 gradi, temperature massime sui 24-26 gradi, valori notturni intorno ai 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati meridionali.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.